Ciao a tutti amici di Un Sorriso in Più e bentornati con i migliori risultati sportivi della settimana. Per questa volta voglio fare un inizio diverso dal solito e partiamo con le Paralimpiadi invernali che si sono appena concluse da soltanto 2 giorni. L'Italia ha conquistato ben 7 medaglie con 7 atleti diversi e con un bel bottino di 2 medaglie d'oro, 3 di argento e 2 di bronzo, si è classificata all'11° posto del medagliere, quindi a un solo passo dalla top 10, in un medagliere che è stato dominato da Cina e Ucraina. Quindi volevo fare i complimenti ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze che hanno ben figurato in queste particolari e difficili Olimpiadi invernali. Passiamo ora al calcio di Serie A. È stata una giornata importante per la vetta della classifica, in quanto il Milan ha battuto 1-0 l'Empoli in una partita piuttosto difficile che il Milan è riuscito a sbloccare nel primo tempo, ma che poi nel secondo non è riuscito a chiudere e l'Empoli si è fatto trovare pronto e con un paio di occasioni ha messo in difficoltà la squadra rossonera, che però, grazie a un fantastico Maignan, il portiere francese, è riuscito a salvare il risultato e portare 3 punti in classifica. È un risultato molto importante perché per la prima volta il Milan è matematicamente in testa alla classifica. Infatti l'Inter, che vi ricordo ha sempre una parità in meno da recuperare con il Bologna, ha pareggiato per 1-1 contro il Torino, al grande Torino, di Torino appunto. Una partita che è stata vittima di molte polemiche. Infatti la squadra di casa, Granata, è riuscita ad andare in vantaggio per 1-0 e si è vista negare un rigore quantomeno molto evidente. Infatti il difensore centrale nero-azzurro Ranocchia ha colpito con un calcio sul piede l'attaccante della nazionale italiana Belotti. Né l'arbitro né il VAR, che è il sistema di revisione degli episodi dubbi, l'ha ritenuto un chiaro errore, ma così non lo pensano molti tifosi italiani. L'Inter è poi riuscita ad aggrapparsi e a trovare il pareggio soltanto al 93esimo minuto con Alexis Sanchez, che con un perfetto rasoterra ha portato almeno un punto alla squadra nerazzurra. La squadra di Milano si trova quindi 4 punti indietro ai rossoneri del Milan, quindi nonostante la partita in meno da recuperare non potranno più scavalcarli in classifica, almeno per ora. Giornata importante anche per le altre posizioni in testa, infatti il Napoli ha battuto 2-1 a domicilio il Verona con una doppietta di Osimhen. Un Verona molto nervoso che ha addirittura chiuso in soli 9 uomini e che forse ha un po' patito le brutte e sgradevoli contestazioni dei suoi stessi tifosi alla squadra partenopea. Infatti tra i tifosi del Verona e la città di Napoli non scorre un buon rapporto, nonostante siano vittima soprattutto di pregiudizi. Il Napoli così mantiene la scia della classifica, della testa della classifica e rimane a soli 3 punti dal Milan. La Juve invece si issa al 4° posto in classifica, aumentando il suo vantaggio sugli inseguitori, con una convincente vittoria per 3-1 contro la Sampdoria a Genova. Ha portato a casa appunto i 3 punti e soprattutto una grande prestazione di Alvaro Morata, che ha portato in dote una doppietta e l'altro gol è stato segnato da Yoshida, il difensore della Sampdoria, che purtroppo ha segnato nella sua stessa porta. Rallentano un po' appunto le inseguitrici. Infatti l'Atalanta pareggia per 0-0 contro il Genoa che è in striscia di 7 pareggi consecutivi e è da soltanto ad un pareggio da raggiungere la striscia di pareggi più lunga della storia della Serie A, che è di 8 ed è del Varese degli anni 50. Pareggio anche per la Roma, che aggancia all'ultimo minuto su calcio di rigore di Lorenzo Pellegrini l'Udinese, un Udinese che si era portato in vantaggio con il gol del suo difensore Molina e che era riuscito anche a gestire molto bene la partita, bloccando tutte le possibili azioni pericolose della Roma. L'unica a vincere in quel trenino
è la Lazio. La Lazio che nel posticipo del lunedì sera ha battuto con un rigore di Ciro Immobile il Venezia. Lazio che quindi ha scavalcato momentaneamente la Roma e soprattutto ha agganciato l'Atalanta. Purtroppo è arrivata anche una battuta d'arresto in fondo alla classifica per la Salernitana, che quindi rende sempre più lontano il sogno salvezza. Da segnalare anche la vittoria della Fiorentina, che con il gol di Torreira è riuscita a vincere 1-0 e a portare a casa 3 punti importanti in ottica settimo posto, dove si trova a solo 2 lunghezze dalla Roma. Passiamo ora agli altri sport. Volevo fare un breve cenno sul tennis, infatti si sta disputando il Master 1000 di Indian Wells in California, dove troviamo al terzo turno i due italiani più avanti in classifica, cioè Yannick Sinner e Matteo Berrettini. I due dovranno affrontare Nick Kyrgios per Yannick Sinner. Il forte australiano sembra essere in un'ottima condizione, tant'è che ha eliminato un top 10 al mondo come il norvegese Rudd. Invece Berrettini deve ancora conoscere il suo avversario, ma siamo sicuri che potrà giocare un'ottima partita. Per questa settimana è tutto. Ci vediamo settimana prossima con Passione Sportiva di Mattia. Ciao a tutti!